pallone conquistò 8 secondi solo per Richard, un Richard che lo scorso anno conquistò il Lombardia. Lo prendono, attenzione, Chiappucci ha già nel proprio mirino Bobrick, ha già nel proprio mirino Richard, Bobrick a ruota, attenzione, però Bobrick sta facendo il furbo, si piazza al pozzo di Chiappucci per fargli fare lo sforzo maggiore, è un rischio perché a questo punto può accadere veramente di tutto. Bellissimo questo finale, Beppe. È capitato di tutto, Richard sta per essere ripreso, non ha più energie, l'abbiamo visto pedalare con le mani alte, non ne ha più da spendere e potrebbe essere una volata importante per Chiappucci, potrebbe vincere questa Lombardia anche se Bobrick è un cliente pericoloso. Incrociamo le dita, amici sportivi, anche perché Bobrick sta facendo il furbo, si è messo al mozzo di Chiappucci, vedremo se Richard riuscirà a resistere al rientro di Chiappucci. È partito Richard, è partito anche Bobrick, Bobrick sta andando e Bobrick vince Lombardia. Molto bello il finale, generosissimo Chiappucci, ma Bobrick conquista il Lombardia. Bobrick, Chiappucci e Richard al terzo posto. È incredibile la sconfitta di Richard, letteralmente scoppiato in pianura negli ultimi chilometri. Bobrick ha collaborato moltissimo, poi nell'ultimo chilometro e mezzo si è posto alla ruota di Chiappucci e in volata li ha battuti entrambi. Ora è lo sprint per il quarto posto, con Konischer che si piazza davanti a Fondries, quindi Cassani, e poi vediamo Ries, Bolt, Gianetti, poi Zembaccheri in questo momento. Vittoria di Bobrick, lo dicevamo in apertura, così come Berzin è stata la grande scoperta del ciclismo internazionale, questo giovane che ha dominato il Giro d'Italia. Vediamo Casagrande, un altro atleta sul quale naturalmente i favori del pronostico c'erano, ed è Casagrande che precede Belli e Breukink, e il ciclismo internazionale scopre un altro talento, questo Bobrick. La Coppa del Mondo, e guardate che cosa vuol dire in Lombardia, arrivano con 4 minuti di ritardo e ancora hanno la voglia di scattare. Seguiamoli assieme in questo finale, c'è Cimil là dietro e secondo e terzo posto di questo plotone per Jalabert, ed eccoli qua, una stretta di mano tra Della Santa e Bortolami, e come vi dicevo la nota positiva di questa giornata, sfugge la vittoria del Lombardia, Bortolami conquista la Coppa del Mondo. Stiamo vedendo Bobrick e Argentini con più serietà e più forza. Proprio quello che diceva Moreno Argentini, cioè tutto questo anno